Gentili signore e signori, 40ª puntata di Guarda che Stella, dedicata interamente alla manifestazione vera e propria Guarda che Stella, scusate il gioco di parole, che si svolgerà a Rivignano dal 10 al 16 agosto prossimi. Nella prima parte parleremo con l'assessore Andrea Pertoldeo per fare un po' il punto della situazione alla vigilia dell'evento 2013. Nella seconda invece vi riproponiamo una clip dell'anno scorso con i Frizzi, Comini e Tonazzi. Insomma, allacciate le cinture, si parte, let's go. Andrea Pertoldeo è l'assessore comunale all'urbanistica di Rivignano, ancora per poco perché col 1° gennaio il comune di Rivignano entra ufficialmente insieme a Teori in un unico ente territoriale. Pertoldeo, volevo chiederle questo, perché investire a Rivignano? Innanzitutto perché è un bel territorio, che non è una cosa così scontata. Non tutti i territori sono belli, non tutti i comuni sono dei bei comuni. Noi siamo a una distanza, un altro motivo è perché siamo a una distanza giusta tra mare, città, montagna, siamo a metà strada tra Trieste e Venezia, siamo a 8 minuti dal casello autostradale, abbiamo un fiume unico in Europa, abbiamo le risorgive, abbiamo la frescura d'estate, abbiamo le piante carnivore, abbiamo i boschi, abbiamo i ristoranti, abbiamo un bel vivere, un vivere piacevole. Insomma, Rivignano sappiamo che è un territorio particolare, come lei ha sottolineato, proprio per il fatto che c'è la possibilità di passare e di viverlo in un certo senso a 360 gradi. Sì, sì, infatti chi viene a Rivignano, chi si stabilisce a Rivignano, poi sente un fascino particolare dovuto proprio a questo, dovuto al fatto che va bene per tutte le stagioni, che è utile sia per chi lavora, perché diciamo che è vicino a tutto, ma anche per motivi più ludici, per fare una scampagnata piuttosto che un giro in bicicletta, piuttosto che un ottimo pranzo. La particolarità, no? Lei l'ha sottolineato, insomma, la possibilità di poter vivere un territorio che promette bene ma anche fa bene, in un certo senso. Nel senso che mi dicono che chi va a Rivignano si trova sempre bene e riscopre un qualcosa di utile anche nella sua vita, diciamo così, quotidiana. Certo, ma è a Rivignano è a dimensione d'uomo alla fine. È un posto tranquillo dove ci si conosce più o meno tutti, però al contempo c'è una certa autonomia, una certa privacy, non è proprio un paesuccolo infimo, insomma, ha un certo grado di attività commerciali, un certo numero di attività commerciali, è vivace, la sera è vivace, ci sono spesso iniziative sia organizzate dal comune che dai privati, l'associazionismo è floridissimo, ci sono più di 50 associazioni, la parrocchia è molto presente, molto diciamo Partecipe, attiva, diciamo. attiva e partecipa, certo. Ecco, i ragazzi soprattutto abbiamo visto di tutta l'area della comunità di Rivignano, comprese le frazioni, sono sempre presenti quando c'è da dare una mano. Sì, sì, anche per esempio la Onlus, il Cerchio della Vita, che è nata relativamente da poco tempo rispetto alle altre associazioni, è diventata subito una grande associazione piena di iniziative. La mia collega, l'assessore Vello, ha fatto delle cose eccezionali. Senta, oggi come oggi, fare l'amministratore, fare dunque il dipendente, diciamo, tra parentesi, pubblico, ecco, in questo caso, cosa vuol dire e soprattutto che oneri porta? Ma l'amministratore pubblico, l'amministratore di un comune come Rivignano ehm, può, se lavora bene, essere molto utile. Può essere molto utile. Certamente in questi anni di crisi non deve limitarsi a fare, diciamo, il solito tran tran, ma deve avere delle idee, portarle avanti, muoversi, trovare i fondi e fare tutto con poco, perché non c'è.
Uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la vostra località si svolgerà proprio la prossima settimana e sarà nel concentramento, come si dice, di Ferragosto. Si chiama Guarda che Stella, un avvenimento interessante perché porta sul territorio la storia, la cultura, la tradizione, l'enogastronomia e la particolarità, lo ripetiamo, di Rivignano. Quest'anno ancora diciamo così, un Guarda che Stella particolare perché viene coinvolta anche Teor con la possibilità di degustare i piatti tipici delle due zone turistiche per eccellenza del Medio Friuli. Sì, certamente questa amministrazione in collaborazione con la Proloco di Rivignano si è inventata questa iniziativa, questa festa, si potrebbe anche definire sagra, ma in realtà è molto di più, coinvolgendo i ristoranti di Rivignano che sono l'eccellenza in Friuli, è un'eccellenza in Friuli, e abbiamo deciso di diciamo così, creare questo connubio tra mangiare bene e proporre dei piatti del territorio del Fiume Stelle. Abbiamo chiesto ai ristoranti di preparare dei piatti, ognuno dei quali viene venduto a un prezzo fisso, e quindi il cliente viene, compra i biglietti a una cassa come se fosse una normale sagra e poi può spenderli nello stand di ogni ristorante. Possiamo dire chilometro zero accertato. Chilometro zero accertatissimo, perché proprio tutto parte da lì. E quest'anno, mi lasci dire, quest'anno c'è la novità appunto dei ristoranti di Teor che hanno immediatamente accettato con grandissimo entusiasmo. Infatti, come forse molti sanno, Rivignano e Teor dal 1° gennaio saranno un comune unico, un comune fuso, e quindi noi abbiamo deciso di anticipare già con l'edizione di quest'anno, essendoci stato il referendum poi a dicembre dello scorso anno che ha portato alla fusione. Abbiamo deciso di non aspettare il prossimo anno quando il comune sarà fuso ufficialmente, ma di aprire anche ai ristoranti di Teor. Senta Pertodeo, per concludere ricordiamo 10 e 16 agosto Guarda che Stella. Perché partecipare? Partecipare perché per provare piatti costruiti con i prodotti del territorio del Fiume Stella, costruiti da ristoranti di eccellenza a un prezzo popolare. Questo è quello che vi abbiamo anticipato. Non resta che, come si dice in questi casi, non resta che prendere la macchina, il torpedone o quello che volete. 10-16 agosto, Guarda che Stella, Rivignano, segno di business ma soprattutto di grande efficacia e di qualità. Andiamo a vedere cosa ci propone adesso la seconda parte di Guarda che Stella. Grazie Assessore. Grazie a lei. Location particolare, Guarda che Stella 2012, si differenzia dagli altri anni perché? Ma non ho capito un cliente. Una bestia sulle labbra. Si differenzia dalla festa di quest'anno? Ma aveva fatto anche l'altro anno? No. Ah, non c'è. È un'altra cosa. No, ricomincia. Allora, tutte le feste sono differenti perché noi siamo ogni anno più vecchi e più poveri, tranne i politici. Tranne i politici, però... Sì, per dire una demagogia, insomma, facile, come tirare o dare a uno che caga, come dice Frezzi. La domanda nasce spontanea, non sa di tappo, dai. No. Allora, ricomincia perché... intanto chi siete? Chi siete? Siamo a fare l'intervista. Ah. Allora, noi siamo qui per fare beneficenza e in questo caso l'assessore Pertoldeo, che è un politico, anche se non sembra, adesso vi dirà due parole appropriate perché io ancora devo scaldarmi. Prego. Assessore Pertoldeo la vediamo nel suo nuovo look di assessore all'urbanistica. L'urbanistica porta le rose, la natura per crescere. Ma io qua sono nelle vesti di Sandro Comini che è già andato a Udine. Posso solo dire che il nostro ultimo album è strepitoso. Che strumento suona? Ma di solito i fiori, difatti li ho, però alle volte anche la chitarra.
Bravo questo Bertoldeo, secondo lei? È molto bravo e non sembra un politico, il che, come abbiamo appena detto, in questi tempi è un buon segno. Dobbiamo aggiungere ancora questa bellissima serata. È un concertino con un ukulele e un contrabbasso. Cosa ci proponete voi? Cosa avete proposto al pubblico? Abbiamo proposto un po' di canzoni vecchie e un po' delle nuove che sono legate ai mestieri. Mi ha detto Terenzani di salutarvi. Ricambio sentitamente. Posso dire, è tutta colpa di Nicolini, che adesso è morto, possiamo dirlo, prima che eravamo vivi o no, che eravamo vivi noi, cioè adesso che siamo... Perché lui ha iniziato con la storia dell'estate in città a Roma e dopo c'è stata l'estate a Pantianico, a Taipana, dovunque. Abbiamo speso un casino di soldi, un sacco di spettacoli gratis, nessuno ci paga più. Perché prima avevano i soldi solo i comuni, gli enti, eccetera. Adesso non li hanno più neanche loro, però praticamente... Sai che sei un politico perfetto? Tu sì che sei un vero politico. Yo no soy un poteo, pasa el marangón, mi place el bien el bon, mi place el bien el bon, yo no soy un... Grazie per l'ascolto, alla prossima!